Pace e bene, iniziamo la Santa Messa del Santuario di San Leopoldo a Padova con il canto Vi darò un cuore nuovo che troviamo al numero 122. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Il Signore Gesù ci invita anche oggi alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, questo tempo di penitenza e di preghiera disponga i cuori dei tuoi fedeli ad accogliere degnamente il mistero pasquale e a proclamare il lieto annuncio della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti,
poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi, da una parte e dall'altra. Mi disse: «Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba e entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce, perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Dio è per noi rifugio e fortezza. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Lode a te, o Cristo, Re dell'eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella».
Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, anche oggi la parola di Dio ha il potere di guarire il nostro cuore, il nostro corpo, la nostra anima. Immaginiamo la scena del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Il paralitico frequentava la piscina di Bethesda, a Gerusalemme, e giaceva paralizzato sotto i portici con altri infermi, nella speranza di essere guarito in quelle acque miracolose. Una lunga attesa di tanti anni, sempre frustrata, unita alla pena che si rinnovava ogni volta quando alla sera veniva riportato a casa in barella. Una vita dura, tra la malattia sopportata e la speranza delusa. Il giorno nel quale incontra il Signore Gesù, egli si alza in piedi alle parole di Gesù, senza nemmeno aver chiesto di guarire, ma solo manifestando la propria tristezza, la propria amarezza di vita. E poco dopo, rincontrando di nuovo il Signore, il Signore gli dice che c'è qualcosa di peggio della malattia, che è il peccato, che ci paralizza e ci tiene bloccati. E Gesù completa la sua opera di guarigione con l'opera di salvezza, perdonando i suoi peccati, ridandogli una vita nuova. Anche per noi oggi che ascoltiamo questa parola, chiediamo al Signore la guarigione del nostro corpo da tanti mali che possiamo avere, ma chiediamo anche la salvezza dal nostro peccato, che il Signore ci ridoni una vita nuova, una dignità nuova, un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Concludo con una preghiera di guarigione. Signore Gesù, credo che sei vivo e risorto. Tu sei la pienezza della vita. Tu sei la resurrezione e la vita. Tu, Signore, sei la salute dei malati. Oggi ti voglio presentare tutti i miei mali. Tu mi conosci, Signore. Ti chiedo di avere compassione di me. Si rinnovi oggi la mia fede, la mia fiducia in te. Signore, abbi compassione di me. Guarisci il mio corpo, il mio cuore, la mia anima. Te lo chiedo, Gesù, per le tue sante piaghe, per la tua santa croce e per il tuo preziosissimo sangue. Amen.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, i doni che ci hai dato a sostegno della nostra vita mortale, perché diventino per noi farmaco di eternità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, col cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione, di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti della famiglia Santini e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, e preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a voi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, ma di soltanto una parola, e io sono salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà, e che niente
possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per gli amici. Voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò. Questo è il servo non sa ancora amare, ma io ho chiamato miei amici. Rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me. Questo è il mio Io pregherò il Padre per voi e darà a voi Consolatore che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Preghiamo. Purifica, o Signore, il nostro spirito, rinnovalo con questo sacramento di salvezza, perché anche il nostro corpo mortale riceva un germe di risurrezione e di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono. Hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
Nome dolcissimo 160.